a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e bentrovati a un'altra puntata di Auto da Fè. Ritorniamo nello studio dell'avvocato Luca Bauccio a Milano, che è qui davanti a me, che saluto e che ringrazio per la sua disponibilità. Avvocato esperto di diritto penale e da anni si dedica alla difesa di vittime della diffamazione, si è occupato di processi di terrorismo internazionale, tra i quali il processo per il sequestro del cittadino egiziano Abu Omar, ottenendo peraltro la condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'illecita apposizione del segreto di Stato su questa vicenda. È una condanna della quale sono fiero. E da ultimo si è occupato anche della vicenda di Bibbiano, in duplice veste, dapprima come avvocato dello psicoterapeuta Claudio Foti e poi della sua ex moglie Nadia Bolognini. Ne abbiamo parlato l'altra volta, avvocato, della vicenda Bolognini in relazione al suo libro La giustizia non è una dea bendata, che raccoglieva la sua arringa conclusiva di quella vicenda giudiziaria. Ora facciamo un piccolo passo indietro perché lei ha condensato in un altro libro, Il lupo di Bibbiano, che si potrà vedere in sovraimpressione adesso mentre noi parliamo, ha condensato la vicenda relativa al processo a Claudio Foti. L'agonia, la soluzione, la leggenda che ha sconvolto l'Italia, è il sottotitolo del suo libro. Io voglio partire prima di tutto da una dedica che lei fa in esergo, diciamo, al suo libro, a Marco Pannella, che credo qualcosa ci abbia ancora da insegnare in tema di approccio politico ai temi della giustizia. Non parlo di garantismo perché la penso come Sciascia, io non sono garantista, diceva Sciascia, io voglio la giustizia giusta, no? Credo che lei possa condividere. Assolutamente. Il garantismo molto spesso ha a che fare con qualcosa di più. Ne parlo anche nel libro, no? Un altro brano che le leggo subito, perché così inizia il suo libro, è relativo alle motivazioni con le quali nell'ordinanza di custodia cautelare il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia conferma, diciamo così, le disposizioni restrittive per Claudio Foti, no? Claudio Foti è il protagonista della vicenda Bibbiano. Non stiamo a riassumere l'intera questione perché gli ascoltatori e le ascoltatrici già lo sanno. L'inchiesta fu incivilmente denominata Angeli e Demoni, no? Con una inciviltà culturale, giuridica e anche politica terribile, alla luce di quello che poi è risultato, cioè tutti innocenti, ma le motivazioni del GIP sono degne di qualche suo commento, credo, avvocato. Foti risulta mostrare un peculiare atteggiamento che denota il suo tasso potenziale di criminalità. È il tipico autore per convinzione e ciò si desume dalla saccente presunzione, priva di qualsiasi deviazione dal dubbio di essere dalla parte della ragione, con la quale commenta durissimamente l'inchiesta giornalistica nota con il titolo di Veleno, quella di Pablo Trincia. Addirittura fu organizzata una pubblica raccolta firme sugli approcci negazionisti dell'inchiesta giornalistica. Qui abbiamo un condensato di quello che è il libro, l'aspetto mediatico e, diciamo così, gli aspetti di inciviltà giuridica, posso permettermi di chiamarla così, e processuale e anche investigativa. Ma guardi, quando ho letto per la prima volta questo periodo sono rimasto esterrefatto, non pensavo che fosse vero, l'ho dovuto rileggere tante volte. Come vede io nel libro lo metto nell'incipit del libro, neanche lo commento perché è complicato, difficile commentarlo. Certo, se un'ordinanza di custodia cautelare dispone la restrizione della libertà personale, non solo per questo, ma anche per il fatto di aver criticato una serie televisiva, io non mi rimane altro che invitare chi ci ascolta a non dire mai che magari preferisce vedere Il Padrino, perché potrebbe ritrovarsi in carcere con il 41 bis. Tra l'altro, la serie in questione, Veleno, il podcast, Sì. sarà alla radice di tante storture ideologico-mediatiche e psicologico-mediatiche, come vedremo dopo, che sono anche alla fonte del modo in cui questa vicenda verrà venduta al pubblico, no? Sì, e che ci spiega anche un po' qual è questo intreccio un po' perverso, un po' anche irrazionale e assurdo tra il giudizio penale e il giudizio dell'opinione pubblica, il giudizio dei giudici e il giudizio degli sceneggiatori della serie televisiva. Cioè, è il mondo della televisione che entra nel mondo del processo e lo condiziona, lo ispira, diventa l'apparato ideologico del processo. Cioè Veleno è per diretta ammissione di un giudice
è diventato Sì. l'apparato ideologico, ma anche quando la pubblica accusa intesta e denomina l'inchiesta col nome di un film, di un libro, sta confermando questa tendenza, angeli e demoni. È il mondo della TV, è il mondo, l'immaginario che suscita il cinema, che si appropria della realtà del processo, dei fatti, e gli imprime la sua impronta, la sua sceneggiatura. Si recita in base a quel soggetto. Senza considerare che qui c'è una cosa curiosa, viene imputata a Foti il fatto di coltivare il dubbio, Esatto, chi legge che attentamente per solito è una sì, virtù sia sì. dello Sono psicoterapeuta che contento del che lei giurista. abbia colto questa, perché nella sintassi, nella costruzione di questa frase, non un è neanche, lapsus. è un lapsus, non è neanche immediatamente riconoscibile, ma in realtà il giudice gli sta dicendo che lui non devia dal dubbio e quindi viene punito per avere dei dubbi. Mh. Il che è veramente pazzesco, detto da un giudice peraltro. Per uno psicoterapeuta, ripeto, ma anche per chi fa l'avvocato e il giudice e il Esatto. magistrato. Cioè, se c'è una parola che caratterizza il lavoro intellettuale del giudice è il dubbio. E Foti viene colpito perché non devia dal Ecco, dubbio. il dubbio lo devono avere anche i giornalisti. Lei Certo. all'inizio subito, primo capitolo intitolato Macerie del suo libro, lo ripeto, Il lupo di Bibbiano, Lo trovate su Amazon. che si trova su Amazon, facilissimamente tra l'altro. Ecco, lei nel primo capitolo subito, a proposito di gente che non ha avuto dubbi, mette dentro giustamente i nomi e i cognomi di alcuni giornalisti: Sì, sì, Francesco Borgonovo, Antonio Rossitto, autori di un libro La fabbrica dei mostri, il Che titolo dice titolo? tutto, Costanza Tosi sul Giornale, lo psichiatra influencer Giovan Battista Camerini, Selvaggia Lucarelli, che fu protagonista di questa vicenda. Ce ne sono altri naturalmente, però Sì. che ruolo hanno giocato questi giornalisti in questa vicenda, a suo giudizio? Il mio giudizio è tratto dalla realtà. Chi si accaniva sui social, formulando giudizi basati su teorie pseudoscientifiche, chi si accaniva sui giornali, chi si accaniva in TV, ognuno si è avventato su questa vicenda, dando per scontato tutto. Ecco, lì dubbi non ce n'erano, Non ce c'era una n'erano. sola certezza. C'era anche occultamento, diciamolo, della verità, perché in primo grado viene condannato Claudio Foti a 4 anni Sì, per aver causato danni a una giovane paziente, 17enne, no? sì, Poi ne parleremo. Ma viene assolto dalla frode processuale, sì, che lei dice, spiega benissimo, era l'architrave di tutta l'accusa, no? sì, sì, Però i giornalisti assolutamente. non parlano dell'assoluzione, anzi la occultano. Sì, sì, non si trova traccia né della notizia, ma soprattutto della interpretazione del fatto. Che un giornalista d'inchiesta dovrebbe anche chiedersi: ma il fatto che sia accaduta la frode processuale, che significato ha? Che cosa, spiega in relazione all'indagine, a tutta la narrazione che è stata fatta? Nessuna riflessione e nessun approfondimento. Questo è purtroppo un'autoradiografia di ciò che è l'informazione oggi, non per l'intero, ma per gran parte. Tra l'altro, di tutta questa parte iniziale della vicenda, appunto, come lei scrive, rimangono solo macerie alla fine. Macerie però maleodoranti, ancora oggi. Sì, Ehm, sono macerie umane, mh, sono macerie di sapere, di verità, e sono macerie che riguardano e si riflettono inevitabilmente verso quei soggetti che hanno creduto invece nella colpevolezza, che hanno investito nella perdizione degli imputati e in questo caso dell'imputato. E nessuno ha provato a ricostruire ciò che era stato distrutto, perché chi ha sbagliato allora continua a perseverare nel convincimento. non l'hanno fatto i giornalisti, non l'hanno fatto i politici. No, nessuno, Nessuno. non si è visto nessuno. L'unico, a dire il vero, è Mentana, Ecco, che ha pubblicamente chiesto scusa, peraltro non per colpe sue, perché lui non aveva mai formulato, ma l'ha chiesto a nome dei giornalisti, della sua categoria, ma non è stato seguito da nessuno. nel libro lei ricostruisce molto bene, avvocato Bauccio, il peso e il ruolo del podcast Veleno, no? Sì, Di sì, Pablo sì. Trincia, che racconta e si occupa di un'inchiesta giudiziaria che avviene prima della vicenda di Tanti Bibbiano, anni 20 prima. anni prima, Sì, nota come I diavoli della Bassa.
Ecco, ci può spiegare il motivo per cui, dal punto di vista psicologico e mediatico, questa inchiesta genera poi il giudizio che viene venduto mass-mediaticamente e politicamente sulla vicenda di Bibbiano? Ma Perché ne è la premessa, diciamo, logica perché ce quasi? lo dice Trincia. Mh, Trincia dichiara, all'indomani dell'indagine, degli arresti a Bibbiano, dichiara, ad un settimanale: "Mi hanno contattato i carabinieri che hanno fatto l'indagine, mi hanno ringraziato". Quindi è lui che ci ha aperto la strada, e ci ha, spalancato le porte per accedere a questo sottofondo. Perché è successo? Perché Veleno, per carità, è un prodotto che ha un suo valore, ha avuto un grande successo, non mi sarei mai, avventurato a occuparmi di Veleno. L'ho visto anche io. Certo, mi ha colpito il fatto che si colloca in una tradizione un po' autonoma rispetto alla grande tradizione, soprattutto anglosassone, dei podcast di inchiesta, mh. perché in realtà non è una vera inchiesta giornalistica su una vicenda giudiziaria. Le inchieste giornalistiche, tengono sul tavolo tutti i È un protagonisti. racconto teatrale È un racconto teatrale, che gioca sui autoprodotto, livelli emotivi. sì, e che asseconda una propria tesi, che non è la s non viene alla luce come effetto dell'inchiesta, ma è la premessa che Sì. pretende e si impone come conclusione. Infatti di questa Ecco, vicenda la dei vicenda diavoli, dei diavoli riguardava sì, genitori che erano secon stati arrestati con pesanti accuse: pedofilia, violenza sessuale, addirittura casi di satanismo. 16 bambini tra 0 e 12 anni sì, sottratti a questi genitori. sì. L'inchiesta di Pablo Trincia dice in sostanza questi genitori sono innocenti, no, E lo però dice. non si occupa, come lei fa notare, né dei giudici né degli avvocati, ma solo ed esclusivamente Sì, tiene conto di se stesso in fondo, perché c'è lui in questa inchiesta. C'è la sua sensibilità, la sua intuizione, il suo carattere avventuroso, però ecco perché non è una vera inchiesta, perché mi mancano i giudici, mi mancano gli avvocati, e le vittime. i E la periti, versione delle vittime non c'è. e non ci sono i periti, quelli che hanno accertato, e non ci sono le sentenze, perché poi quando uno finisce di vedere tutta la serie Veleno, dice: "Ma la sentenza cos'è che ha deciso? Non si sa". Mh. Perché? Ma le sentenze sono state confermate, perché sembra la storia di un enorme errore giudiziario, però l'errore è cristallizzato in delle sentenze definitive, quindi perché dovremmo credere che è un errore Mh. giudiziario? Beh, tutto questo è sullo sfondo, non è per alcuni aspetti non è nemmeno accennato, però Veleno è un gran prodotto Sta e di fatto quindi, che Claudio Foti, il suo assistito, prende posizione, come dicevamo, eh e sì, come commette stigmatizza il l'errore GIP fatale. contro questa serie, contro questo Sì, podcast. lui fa l'errore fatale di proprio in costanza della diffusione di Veleno, perché prima esce il libro, poi esce il podcast, poi c'è la versione documentario, però fa l'errore fatale di fare una raccolta di firme contro Veleno. Che cosa è e quindi lì viene messo nel mirino ovviamente, ma che cos'è che succede? Cioè, lei mi chiedeva perché Veleno Sì. diventa l'antefatto. È un bel tema psicologico Mh. anche, perché sembra quasi un'autoespiazione Bibbiano, cioè sembra quasi un modo per dire: "Noi non c'entriamo Sì. niente". Lo sostengo nel libro, no, lo cerco di interpretarlo. Cioè noi non c'entriamo niente, la colpa non è nostra, di noi magistrati. Siamo talmente impressionati da questa storia che pur non conoscendo quella vicenda giudiziaria, pretendiamo di conoscerla attraverso la serie podcast. E allora noi ci emendiamo di queste colpe che mai nessuno ha accertato, facendo che cosa? Arrestando quelli che avrebbero recitato quel ruolo se ci fossero stati a Modena nell'inchiesta di I Sì, Diavoli sì, della sì, Bassa, quelli che difendono l'inchiesta, quelli che difendono cioè il paradosso è che coloro i quali hanno difeso i giudici di Modena. di Modena finiscono in galera per essere colpevoli di averli difesi. Ecco, lei lo chiarisce benissimo. Bibbiano in qualche modo vendica Modena, no, Esatto, e gli arresti di Bibbiano sono presentati come il riscatto giudiziario di quelli che erano gli innocenti di Modena ingiustamente condannati, no, esatto, per causa di chi? Per causa di personaggi come Foti, come sì, costoro che sono alla base del fatto che poi i bambini vengano sottratti ai genitori, no, esatto. attraverso il loro lavoro. Quindi arriviamo al capo espiatorio. E arriviamo al capro espiatorio e non alla comprensione dei fatti, perché parlavamo l'altra volta anche per il libro di cui abbiamo discusso, no, La giustizia Non è una via non è una via bendata. bendata, il caso di Bolognini, anche lì i fatti vengono tendenzialmente
espulsi. Poi per fortuna lei li ha fatti rientrare nel procedimento. Insomma, qui si salvano i giudici, lei scrive, accusando l'untore. Sì. L'unico imputato che manca anche nella vicenda in questione sono i giudici. Bisogna liberarsi della colpa e trovare l'untore. E verrà trovato appunto nel suo assistito. Lei riporta a un certo punto del libro, sotto il titolo qualcosa di primitivo, le parole del procuratore capo di Reggio Emilia, Paci, al Corriere della Sera, 7 giugno del 2023, il giorno dopo l'assoluzione di Claudio Foti, perché ricordiamo poi verrà assolto. Sì, in appello, sì. Tutti i bambini sono tornati, era giusto indagare, no? Sono tornati a casa. Quindi, i bambini dovevano tornare a casa, quindi non erano stati rapiti o sequestrati. Cioè, e questa già è una prima frase che non... E poi, dice ancora il procuratore capo, il contesto tragico dimostra l'assoluta correttezza delle indagini e grazie a queste indagini il Parlamento ha rivisto la disciplina per l'affido dei minori. Ma questa non pare, come lei nota, che debba essere la funzione di un'indagine, far fare le leggi al Parlamento, no? Sì. Ormai cade ogni sorta di remora, cioè si ammette l'inverosimile in maniera scoperta e senza autolimitazioni. Cioè, come si fa a affermare che un'indagine, grazie a un'indagine cambia una legge? E poi proprio nel momento in cui si scopre che l'indagine era sbagliata, perché il paradosso più grottesco è che tu stai dicendo all'opinione pubblica che è stata cambiata una legge a torto, perché se l'indagine si è rivelata un fallimento, allora noi abbiamo cambiato non solo inutilmente, ma a danno dei cittadini italiani quella legge, che quindi non andava cambiata. Ma eppure è stato affermato, e il Corriere della Sera, sempre molto generoso nell'ospitare la voce del potere, la voce delle istituzioni, è sempre molto invece avaro, quasi ostentatamente indifferente verso la voce della società, perché in quel caso il Corriere della Sera non ha chiamato me per sapere come fossimo arrivati a questa sentenza, che cosa ci fosse dietro, non gliene importava nulla, ma ha offerto una pagina intera al bravissimo capo della procura di Reggio Emilia, una persona di grande talento, di grande fama e di grande notorietà, che però ha fatto delle affermazioni che nessuno ha potuto, alle quali nessuno ha potuto replicare. Si sono imposte all'opinione pubblica, per fortuna sono così pochi quelli che leggono il Corriere, che non ha fatto nessun danno, però è arrivato questo messaggio. Cioè ormai il Corriere serve soltanto per fare la rassegna stampa a Canale 5, sulla 7 a Rai 3, poi basta, fine. Meno male, almeno abbiamo limitato i danni. Quarto capitolo. Lei si sofferma sul peso e il valore delle parole. Lei dice, scrive, questa vicenda di Bibbiano è anche e soprattutto una vicenda di parole, a partire dal famoso lupo. La definizione di lupo nasce in un ristorante, se non sbaglio, no? Dove il suo cliente, il suo assistito, sì, il dottor Foti, era andato per mangiare, il ristoratore si avvicina al tavolo e dice: qua di lupi che rubano i bambini non ne vogliamo. No? Sì. E Selvaggia Lucarelli commenterà da par suo questo episodio, che poi la vede protagonista a sua volta a parti inverse nel gennaio del 24, quando verranno imputati di aver indotto al suicidio, guarda caso, una ristoratrice. Sì, diciamo imputati dall'opinione pubblica, dai giornali, certo, sì, accusati. Diciamo, ingiustamente anche, certo. Ecco, lo dobbiamo sottolineare, ingiustamente. Il lupo, Claudio Foti, nasce anche da un'altra cosa, no? A un certo punto viene diffusa la nomea di lupo, viene diffusa la favola, diciamo, che costoro si travestivano da lupi nell'esercizio della loro professione di psicoterapeuti, si travestivano da lupi e spaventavano i bambini. Simulavano personaggi crudeli e minacciosi, e questi personaggi erano i padri e le madri ai quali i bambini sarebbero poi stati sottratti, in virtù anche di... Allora, lei poi a un certo punto scopre che questo lupo, che cos'era? Un peluche. Sì, era un peluche. Dell'Ikea, sì. L'avranno ritirato dal commercio sicuramente, ma c'è di più. Il lupo erano i travestimenti della psicoterapeuta, non di Claudio Foti, ma della psicoterapeuta, che applicava con i bambini una tecnica che fa parte della letteratura scientifica e della metodologia seguita in tutto il mondo, non a Bibbiano, che si chiama psicodramma.
I bambini, è un dato di scienza, non rivelano mai in modo espresso ciò che subiscono, quando ciò che hanno subito è un abuso, per esempio. Mh. Innanzitutto perché non conoscono le parole, secondo perché hanno ritegno, insicurezza, e quindi che cosa fanno? Quello che gli succede, quello che succede loro, lo comunicano attraverso rappresentazioni. Quindi la rappresentazione, lo psicodramma serve a questo, ma non serve solo ai bambini, serve anche agli adulti, a liberarsi di ciò che si ha dentro, impersonando dei ruoli. È come se quel ruolo non mi appartenesse, ma in realtà io lo sto espellendo da me, il mio trauma e la mia esperienza. Quindi la psicoterapeuta faceva questo, ma purtroppo le cimici registravano, e ad ascoltare la registrazione delle cimici non c'erano persone competenti, c'erano persone che evidentemente non sapevano che esisteva lo psicodramma e che quelle urla e che quelle simulazioni non erano la prova che la psicoterapeuta stesse infliggendo pene corporali ai bambini, ma erano la prova che esisteva un gioco terapeutico delle cose elementari, banali. Mi sento persino in imbarazzo doverle spiegare perché sono intuitive, però queste cose hanno retto la speculazione sui media, la gogna sui media, il processo sui media e anche il processo in tribunale. A proposito di parole, anche i gerundi e gli aggettivi hanno avuto un ruolo Sì, accusatorio, no? Ci sì, vuoi fare sì. dopo un flash per capire perché? Ho voluto analizzare il linguaggio della pubblica accusa e la prima Mh. cosa che mi ha colpito è l'uso abbondante dei gerundi. E mi sono chiesto: ma perché tutti questi gerundi? In fondo il gerundio descrive un'azione che In non finisce, in svolgimento. svolgimento, andando, facendo, radicando, suggestionando, frodando, ingannando, ma non finisce mai questa azione? Come mai? Beh, in effetti non finiva mai, perché non poteva finire, perché non era un'azione reale, era un'azione immaginata, pensata, che andava incontro, avrebbe dovuto andare incontro alla prova, alla realtà, al riscontro della realtà, ma in realtà la realtà non esisteva. E quindi questo movimento che paragono al saloon dei film del western, no? Quando ci sono dentro il saloon, quando ci sono quelle liti che sembrano non finire mai, no? E ci sono le porte che si aprono e si chiudono, si aprono e si chiudono, tutti danno sberla, tutti cadono, tutti si alzano. È un'azione che non finisce mai, perché è un'azione che non esiste, non esiste nella realtà, è una immaginazione, un'invenzione. Quei gerundi me l'hanno fatto capire più di ogni altra cosa. E anche gli aggettivi. E poi ci sono gli Anzi, aggettivi. l'anteposizione dell'aggettivo al sostantivo, Sì, che genera un aggettivo assoluto, potremmo dire, esatto. inscalfibile. Inscalfibile. L'illecito sistema. Esatto. È una cosa che si Il autodime sistema dimo Foti è naturalmente, una il metodo formula che Foti. si autodimostra. Nel momento in cui si legge la frase, prima nasce l'illecito, poi c'è il sistema. Quindi si impone come una realtà già definita e già giudicata. Mentre il sistema illecito impone di ragionare sull'esistenza del sistema e sul perché sarebbe lecito, e quindi impone una conseguenzialità che o è retta dalla razionalità o non esiste, Certo, l'illecito sistema è uno slogan, è un timbro, un marchio, è un'etichetta. chiarissimo. Un'altra cosa molto popolare, in termini accusatori naturalmente, era il ragionamento per cui Foti e gli altri agivano, gli accusati, per questioni di tornaconto economico. Sì, Lei ha sì. fatto i conti della serva Sì, sì, sì. e in questo caso l'espressione ci sta tutta, perché Mh-mh. stiamo parlando di cifre ridicole. Ridicole, impensabili. È impensabile che non un processone come Cioè il questo. dottor Foti guadagnava circa 60 € a seduta, che è meno di qualunque Sì, seduta da qualunque analista, un po' anche più di 60 €, ma, lui chiedeva un 136 € netto, lordi. un netto. Sì, esatto. Lui chiedeva 136 € lordi, dentro i quali c'era non soltanto l'IVA, eccetera, ma anche il trasporto e il soggiorno, perché c'erano delle ogni seduta, cioè ogni giornata di lavoro imponeva una trasferta dal Piemonte fino a Reggio Emilia. Non era una trasferta epocale, ma, comunque, imponeva una trasferta importante. Quella giornata, almeno quella giornata era dedicata a quel lavoro lì. Eppure questa cifra di 136 € lordi è stata presentata come la prova della buffata alle spalle dei bambini. Addirittura pensi che un giornalista, che non nomino, per carità, un tipo che in televisione strepita, strilla, si butta a terra, rotola, si alza, poi sembra che veda gli UFO, abbia le visioni, poi sembra ricomporsi, ma di nuovo, diciamo, rompe a terra e il pubblico a un certo punto si alza e applaude, applaude, applaude. Questo qui aveva detto che era il mercato del bestiame, costruito attorno
al costo di 136 euro lordi a seduta. No comment, come dicono i britannici. Altre cose che entrano in questa prospettiva accusatoria sono l'ipnosi, utilizzata in senso negativo, l'esistenza di cavie, perché il metodo Foti, ipse dixit, aveva bisogno anche di affinarsi, no? Quindi le Quindi cavie usava le e cavie. l'elettroshock. Sì, sì, sì. Ma come possono cose, ripeto, tutte queste 3 cose completamente inventate, imporsi all'attenzione del pubblico? Beh, diciamo che in questo caso c'erano state anche delle consulenze, ci sono state delle consulenze che hanno avvalorato, per esempio, l'ipnosi. Non c'è mai stata l'ipnosi. Non è vietata, però sui minori è qualcosa di molto, molto delicato, ma mai fatta, mai praticata. E le cavie ovviamente men che meno. Pensi che l'unico caso in cui il dottor Foti ha dovuto, svolgere la psicoterapia, in presenza di altri professionisti e psicoterapeuti dell'ASL, erano dipendenti ASL, non erano stati presi da Auschwitz, erano dell'ASL, bene, era stato imposto dall'ASL per contratto. Cioè tu vinci il bando a condizione che fai, perché? Perché dobbiamo formare degli psicoterapeuti del trauma, quindi devono assistere. Quindi loro da dietro un vetro assistevano alla psicoterapia. Il che avrebbe dovuto anche allontanare il sospetto che quelle psicoterapie venissero fatte in violazione delle leggi scientifiche, delle regole deontologiche, perché c'erano altri 9 psicoterapeuti che erano testimoni di quella psicoterapia, invece no, la paziente è nata una cavia. Poi c'era l'elettroshock, che è la cosa più incredibile di questa vicenda. Cioè, Che tra l'altro continua a sopravvivere come un fantasma aleggiante su questa storia. beh sì, sì, c'è chi vuole credere C'è agli gente dura di UFO. comprendonio. Sì, sì, ma no, quando vuoi credere a qualcosa hai bisogno di credere in quella cosa lì. Quindi ogni smentita è una conferma che quella cosa esiste. Chi crede agli UFO, ogni volta che qualcuno gli spiega che gli UFO non esistono, riceve da ciò una conferma che esistono e che però la loro esistenza è occulta, viene tenuta segreta. Quindi è impossibile far cambiare idea a chi vuole credere, diciamo per partito preso, per bisogno Perché? psicologico. In questo caso le consulenti del pubblico ministero, ben 3, hanno sostenuto che ai bambini venivano trasmesse delle scosse e la sentenza, la cui motivazione è stata depositata da poco, ha affermato che le vibrazioni del neurotech, non dell'elettroshock, era uno strumento di cura, Sì, erano pari a quelle di una cuffia per cioè la nulle, musica. manco C'è percepibili. scritto nella sentenza che a sua volta riproduce quanto affermato dal consulente tecnico della pubblica accusa. Quindi ne pensi, il consulente dell'accusatore che smentisce l'accusatore medesimo. Un'altra questione utilizzata in chiave accusatoria è l'ambizione, no? Sì. L'ambizione. Il sindaco di Bibbiano aveva l'ambizione di fornire un servizio. Claudio Foti, i terapeuti e gli altri avevano l'ambizione di dare una mano ai piccoli, ai I bambini, servizi ai sociali. servizi, i E i servizi servizi sociali. sociali sono i grandi Quindi eroi. l'ambizione diventa un qualcosa di negativo, anzi criminale o criminogeno addirittura, no? La prova, È la prova, l'inversione della realtà. è la prova, perché quelle cose le hai fatte perché avevi Per l'ambizione soldi di abbiam visto non funziona. quindi Quindi l'ambizione. anche Vuoi l'ambizione. passare alla storia per essere il salvatore di bambini che tu definisci abusati, ma che non erano abusati. Quindi è un'usurpazione di un merito per effetto di un'ambizione incontrollabile. È un bel romanzo, un racconto di fantasia che può starci, ecco. Avvocato, abbiamo parlato prima del garantismo, no, Sì, Sciascia diceva: "Io odio essere definito garantista", sì, e io concordo con lui nel mio piccolo. sì. Ma nel suo libro c'è un'analisi interessante su come il cosiddetto garantismo, lo mettiamo tra virgolette, possa generare dei cortocircuiti che diventano la negazione di ogni garanzia, per l'imputato o per l'accusato. Diventano un'arma d'offesa, perché il garantismo verso i condannati di Modena, quelli di cui si Certo. occupava il podcast di Trincia di cui abbiam parlato, Veleno, diventa praticamente la giustificazione di questo processo mediatico giudiziario nei confronti degli imputati di Bibbiano.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione, bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi, potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro Gastro Free, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale e straordinaria. 3 flaconi del nostro Gastro Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche un splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di Gastro Free. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Che modo? È quello che succede in tutte le rivoluzioni, no? In tutti i moti di popolo sommari, in tutti gli scontri tra le faide, ognuno fa qualcosa in nome di qualcosa di grande e poi si trasforma in ciò che è esattamente ciò che loro dichiarano di voler combattere. A Modena volevano difendere degli imputati ed è legittimo, anche nobile, contro le sentenze, contro sentenze definitive, eccetera. E in nome della difesa di quei condannati sono stati prodotti altri condannati, innocenti. Ma verso costoro non c'è stata nessuna pena, nessun ritegno, nessuna delicatezza, nessun accorgimento civico, liberale, di civiltà. Zero. In nome dei condannati di Modena hanno messo sulla ghigliottina altri imputati, altri condannati. Senza remore. Questo è un modo di intendere il garantismo che diventa il suo contrario esatto. Il suo contrario. La negazione delle garanzie, Esatto. come è successo in questo caso. E lei lo spiega in maniera molto, molto chiara. C'è un bellissimo passaggio del suo libro, mi permetto di leggerne qualche riga a proposito. Per dirsi attivamente giusti, lei scrive, hanno bisogno di compiere il loro omicidio e lo ammantano di pedagogia e di religione civile. Invocano le garanzie e attuano vendetta, invocano giustizia e provocano ingiustizie, promettono il bene e compiono il male. Sono innamorati della forca, sognano esecuzioni, ma muovono il popolo, a pianto sui loro prescelti innocenti. Il garantismo di questo genere di garantisti puzza di patibolo. Sì. È nella conclusione del proprio quello. capitolo. Mai fidarsi di queste persone, di questo genere di profeti del male travestiti da sacerdoti del bene, perché appunto la puzza del patibolo si sente, bisogna farsi guidare da quella puzza e scappare via, non credere. Lei pensi che una delle affermazioni, ovviamente Selvaggio Lucarelli è libera di dire quello che vuole, è stata condannata per diffamazione, in un caso la sentenza è definitiva, nell'altro si aspetta l'appello, ha tutto il diritto di dimostrare la sua innocenza, ma in uno di questi articoli aveva insinuato e collegato il suicidio di 4 persone imputate in un processo per abuso a Biella e l'aveva collegato a Claudio Foti. Addirittura aveva collegato il suicidio di una bidella a Cagliari, dove Claudio Foti non era manco stato consulente, però secondo lei i consulenti di quel procedimento si ispiravano a Claudio Foti, quindi anche in quel caso Claudio Foti era responsabile. Ebbene, quando è successo
il caso della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano che si è suicidata, alcuni hanno accusato, sbagliando ovviamente, Selvaggio e Lucarelli di aver indotto al suicidio quella povera donna. Ecco, questa è la legge del contrappasso, no? Perché quando si mettono in moto questi meccanismi fallaci, poi che si finisce sul patibolo che si è costruito. Questo è un po' il punto. C'è un altro bellissimo capitolo, mi è piaciuto molto, è quello in cui lei descrive i luoghi del processo, a partire dall'aula. Questo Sì. lo lasciamo però alla piacere dei lettori, in larga Sì. parte È perché... il primo paragrafo che io ho scritto. è il primo paragrafo del È il libro. primo, io penso che È questo partito libro... dall'aula Bachelet. Sì, questo libro è nato forse il giorno in cui io sono entrato in quell'aula e si sono mosse in me moltissime immagini e anche esigenze interiori, ecco. Poi non è il primo paragrafo, perché nella costruzione del libro è finito più avanti, ma è il primo paragrafo che ho scritto. E c'è una finestra che domina la scena dell'aula, una piccola finestra. Lei scrive troppo piccola per un'aula così grande, e quella finestra le richiama la storia della colonna infame di Alessandro Manzoni, perché fu da una finestra che quella donnicciola chiamata Caterina Rosa vide colui che poi verrà condannato atrocemente come l'untore. L'untore, no? Sì, e mi è venuto questa immagine di Caterina Rosa che Manzoni appella come una donnicciola proprio nell'incipit della storia della colonna infame. È il luogo dal quale noi vediamo, è il luogo attraverso il quale proiettiamo sulla realtà della vita i nostri giudizi, le nostre paure, le nostre preoccupazioni. E se posso immaginare a come si è sentita Caterina Rosa quella mattina del 21 giugno del 1630, le sue ansie, le sue preoccupazioni in questa Milano oscurata dalla morte. Che mi fa venire in mente quella del Covid. Quella sì, che attraversammo i primi giorni della vicenda. Perché no, certo. Questo odore di morte che riempie le strade, no? E quante preoccupazioni e quante speranze nell'accusare quell'uomo. La speranza di aver individuato l'uomo giusto. L'espiazione, l'uccisione di quell'uomo poteva significare la salvezza sua, della sua città, della sua famiglia. Quindi l'incriminazione come rito espiatorio, come rito liberatorio, come pratica quasi primitiva di esorcismo verso la morte. Lei scrive una cosa molto bella: i tribunali, lei scrive, dovrebbero avere non una finestrina piccola, ma tante grandi finestre per rendere inevitabile che il giudice possa guardare attraverso, possa guardare fuori, arrivare nella vita vera, no? Nelle strade, dentro le case, dove la vita scorre, lei scrive, e avere una prospettiva più ampia. Questo lo trovo semplicemente molto bello. Cosa vedremo durante il processo dalla finestra, lei si domanda. E questo è un altro piacere che lasciamo ai lettori. C'è un altro punto del libro. Io sto procedendo così, in maniera sto rivivendo il mio libro. Apparentemente rapsodica, no? Ecco, abbiamo parlato di parole. La vicenda Bibbiano, lei lo chiarisce molto bene a un certo punto del libro, quando il suo assistito, quando il dottor Foti dice: attenzione, io qua sono spacciato, ed è dopo che ha preso la parola in aula il pubblico ministero. No? Il pubblico ministero riesce comunque a raccontare una storia che lei stesso scrive è efficace, forte, tremenda, ed è quello che vuole il pubblico, una storia. Allora lei come fa a affrontare e a smontare l'efficacia di questa storia? La lettura del libro la lasciamo appunto ai lettori, però senza svelare troppo, senza raccontare il contenuto del suo libro. Che cosa la induce, che cosa le fa, quale scintilla si accende in lei dopo l'arringa del pubblico ministero? Per la quale Foti dice: qua sono spacciato, è finita. Siamo spacciati. Ma a me è venuto in mente, mi è venuto in mente una docuserie americana. No, perché io vorrei citare come lei inizia l'arringa, no? Adesso Foti l'avrà guardata con gli occhi spalancati. Sì. Illustrissimi giudici della Corte d'Appello, Claudio Foti è colpevole, merita la condanna, me l'ha detto lui. Sì. Gelo, immagino. Silenzio incredibile, attonito, presumo. Sì. Siamo... Ma anche io forse, mentre lo dicevo, ero agghiacciato. Però c'era bisogno di rompere quella unanimità dell'errore. L'errore, quando è pronunciato da chi ha un potere, il pubblico ministero
in un'aula di tribunale ha un potere, come è giusto che sia. Ma l'errore, tra l'altro, proveniva da una sentenza di condanna, quindi c'era una sentenza che decretava la colpevolezza dell'imputato, la voce unisona del pubblico ministero e degli avvocati di parte civile. Quell'errore si imponeva come un dogma, in realtà, come una verità inconfutabile. L'unico modo che c'era per romperla era quella di portarla alle sue estreme conseguenze, cioè considerarla vera fino in fondo anche per me. Doveva trovare un nemico a una favola giudiziaria, lei scrive, e questo è stato il suo approccio. E il metodo scientifico è stato la sua guida, Sì, per costruire. è la mia salvezza. È la sua salvezza. Sotto un certo punto di vista, quello che lei chiama il logos, è il titolo di un altro capitolo, dove però logos è un nobilissimo concetto della filosofia greca, no? Però qui partiamo da una pacca sul culo, mi permetta, avvocato. Sì, Perché sì, dal sì, logos sì. passiamo a una cosa che peraltro ha a che fare col logos. Com'è che una pacca sul culo diventa un elemento, anche questo determinato, non sto facendo umorismo No. per niente, perché lei lo racconta in maniera molto, molto più efficace di quanto non possa fare Ho io avuto il nel tempo di riassunto. scrivere, quindi di Però, elaborarlo. siamo in una pausa della seconda udienza dedicata alla sua discussione in difesa di Claudio Conti. E ne vede un episodio, no? Sì. Vedo l'episodio di un avvocato, un imputato seduto, con la faccia da In imputato, corridoio. l'espressione contrita dell'imputato, e poi delle donne attorno, immagino la moglie, la fidanzata, la sorella. E c'è l'avvocato che si affanna a spiegargli qualcosa. E lui guarda come incredulo, era un processo per abuso. A un certo punto l'avvocato dice: "Lo vuoi capire o no? Che se tu dai una pacca sul culo, quello è abuso." Ecco, a me, e allora lui lo guardava e dice: "Ah, è abuso." E le donne in coro, sembrava veramente un coro greco che diceva: "Abuso, è abuso, è abuso." E la parola del coro greco finiva per formare la realtà mentale dell'imputato, che rassegnato poi crolla, si siede e dice: "È abuso, è abuso." E finalmente l'avvocato si consola dicendo: "Sono servito a qualcosa, gli ho fatto capire qualcosa." Cioè la realtà è entrata nella realtà. Sì. E lei parte da lì. E io parto da lì Perché perché quella è la chiave per cui sì, viene raccontata anche la storia della ragazza che Foti avrebbe manipolato manipolato, no? mentalmente. Perché anche la sua è una storia di abusi, che iniziano con le pacche e finiscono in qualcosa di molto, e continuano in qualcosa di molto peggio, no? Esatto. Quindi è quella storia che E quella alla fine storia era stata completamente negletta e scompariva nella favola giudiziaria accusatoria, no? Esattamente. E E invece diventa questo ci protagonista. dice tanto anche su come noi avvocati siamo aperti a qualunque contaminazione dalla realtà, anche quella che sembra essere la più accidentale e insignificante. Sono nel corridoio, è una pausa, dovrei pensare a come sviluppare la mia arringa, recuperare un po' di forza, eppure vengo attratto da una scena che non mi appartiene e che riguarda un altro avvocato, un altro imputato, altra gente, eppure quella scena entra nella mia realtà mentale, mi suggerisce molto più di tante altre cose, E sollecitazioni. serve a spiegare Serve a anche spiegare in la modo storia di questa semplice, ragazza sì, che Foti voleva curare che voleva semplicemente, che curare. voleva portare fuori dal trauma permanente che aveva che tanti episodi di violenza avevano generato nella sua vita, Esattamente. no? A un certo punto, qua facciamo un passo indietro, perché nel preparare il suo intervento, avvocato Bauccio, lei a un certo punto trova anche, e questo è significativo del come la storia di questa ragazza sia stata completamente trascurata, negletta, dimenticata, manipolata, anche in maniera abbastanza brutta, devo dire, da lettore e da cittadino, perché lei trova a un certo punto il colloquio tra la psicologa nominata dal pubblico ministero e questa giovane, no? E la Sì. chiama G nel libro, questa giovane che sarebbe stata appunto la giovane manipolata da Claudio Foti. Ecco, lì viene fuori un'idea di rapporto tra lo psicologo e il soggetto che si rifà le sue cure, che il soggetto che dovrebbe essere curato, che è qualcosa di... Sì, questo psicologo era uno psicologo forense, era una psicologa forense incaricata di accertare
se questa giovane avesse una malattia, avesse contratto una malattia mentale a seguito della psicoterapia. Di Foti. È una cosa così complessa, così profonda, perché una malattia mentale è qualcosa di molto complesso, che richiede un accertamento, una conoscenza profonda. Ebbene, si è risolta questa diagnosi, si è risolta in un colloquio di 50 minuti, 55 minuti, in cui si parla del più e del meno, al termine del quale la psicologa, con una leggerezza che la Corte d'Appello poi ha severamente censurato, ha diagnosticato che questa giovane avesse un disturbo borderline della personalità, è uno dei disturbi più gravi della personalità che possono avere, quelli più difficili anche da curare, da guarire, e che la causa fosse stato proprio l'autore della psicoterapia. È una conclusione gravissima, perché è come se uno andasse dal medico curante, facesse una lunga chiacchierata, e poi alla fine dicesse il medico: bene, lei soffre di reumatismi, è indubbio questo, le prescrivo 6 mesi di cure. Così. La cosa più grave è che a seguito di quella diagnosi, ovviamente Claudio Foti è stato arrestato, processato, condannato e poi assolto. Insomma, pareva quasi da quel colloquio che la rimozione fosse il centro della cura. Sì, Se sì. tu rimuovi, non ricordi, stai bene. Sì, Ed sì. era il contrario, perché quella Era il ragazza stava contrario. male, proprio in virtù del fatto che non riusciva a ricordare Sì, correttamente. anche questo è veramente qualcosa di incredibile, se ci pensiamo. Pensare che il recupero della memoria, il ricordo, sia l'alleato del trauma e non il suo nemico, Certo. significa negare proprio l'ABC della psicoterapia del trauma. Allora, in questa storia ci sono tante vittime, non solo la ragazzina vittima della sua biografia e delle sue esperienze di violenza subita, ma anche la mamma, lei racconta, no? Perché a un certo punto anche questa madre di questa giovane è una delle vittime del processo a Claudio Foti. Lei ha parole anche di comprensione, perfino Sì. nel momento in cui questa donna in realtà va contro Foti. Sì, va contro Foti e fa delle affermazioni che non sono E dice: mia nemmeno figlia ha veritiere. cominciato a star male da quando l'ha Sì. presa in cura Foti, non era vero. Non era vero. Poi ho avuto la fortuna di esaminare questa madre nel processo ordinario a Reggio Emilia. E ne parla Anche anche perché lei in un primo momento diceva esattamente il contrario. esatto, e ne parla anche la sentenza. La sentenza ha dovuto prendere atto che, a seguito del controesame che ho fatto a questa signora, è emersa la contraddizione insanabile tra quello che la signora ha detto allo psicoterapeuta e ai servizi sociali. Non dimentichiamocelo. All'inizio del rapporto con i servizi. Mia figlia consuma stupefacente, mia figlia non si alza dal letto, mia figlia non ha voglia di vivere, mia figlia, quindi inizia la psicoterapia del trauma, ma poi scoppia l'indagine e allora mia figlia era solare. Poi incontra lo psicoterapeuta e si ammala. Una versione diametralmente opposta. Ciò che mi ha più colpito non è tanto la tragica, disarmata e disarmante intenzione di questa donna di assecondare chi faceva le indagini in quel momento, di compiacere. Sì. E il modo in cui chi faceva le indagini si è lasciato Ha compiacere. utilizzato tutto questo. Se n'è lasciato compiacere senza neanche porsi la domanda: ma perché? Tu prima hai detto che tua figlia stava male, era tossicodipendente, scappava di casa, frequentava i rave party e oggi tu dici che invece era solare. Perché dovrei credere io a quest'ultima tua affermazione? Ecco, queste domande non se le ha fatte nessuno. E lì scompare la storia vera di questa E ragazza, scompare la vera storia che sembra di dolore. inconcepibile per un accertamento giudiziario, ma la Sì. storia dovrebbe essere il fulcro dell'accertamento. Perché Sì. se non conosci la storia di questa ragazza non puoi fare una sentenza giusta, no? Sì. E per fortuna poi si è conosciuta la storia, Sì. grazie anche al suo intervento, avvocato. Ed è scomparsa anche la storia e i meriti dei servizi sociali che hanno abbracciato, protetto, accompagnato questa famiglia, che era senza sostegno economico, senza sostegno sociale. Hanno fatto delle cose incredibili e sono finiti nel fango pure loro. Allora, la storia scompare anche dall'occhio mediatico, che è un altro dei suoi bersagli, tra virgolette, Sì. nel libro, no?
perché lei dice l'occhio mediatico diventa a un certo punto l'occhio giudiziario, l'abbiamo già visto prima, il podcast che diventa il fondamento per una attività base investigativa ideologica. e quindi anche poi successivamente accusatoria. L'occhio mediatico, che ruolo ha avuto in questa storia? Ha avuto il ruolo di determinare la gerarchia degli argomenti, di fissare qual era l'indice di questa indagine, cos'era importante, cos'era prioritario. Ciò che era importante era celebrare la famiglia, celebrare gli orchi che rubavano i figli, quindi accreditare una leggenda, la leggenda del lupo, dei lupi che rubavano i figli alle famiglie per darli a chi? A degli usurpatori, a degli indegni biologici, quali le famiglie affidatarie, e a degli indegni biologici, quali le famiglie lesbiche. Quindi questa storia, questa leggenda, chiamata raccolta a persone anche diverse dal punto di vista anche politico. Noi abbiamo avuto appunto l'impegno molto, molto forte, convinto di persone come Selvaggia Lucarelli in questa vicenda, e poi l'impegno di giornali come La Verità, come Il Giornale, che di certo non la pensano come Selvaggia Lucarelli e viceversa. Eppure tutti uniti, tutti assieme, tutti d'accordo. Le due gravi conseguenze che secondo l'accusa ha generato la psicoterapia di Foti sarebbero, lei lo diceva prima, il disturbo borderline e il disturbo depressivo associato ad ansia. Peccato che anche qui La scienza non c'era. Sì, è una delle scoperte più stupefacenti. Ovviamente quando io ho ricevuto l'incarico in appello, perché non ero presente nel processo di primo grado dove il dottor Foti era seguito da altri avvocati, quando è venuto da me è venuto con questa sentenza di condanna, quindi io dovevo ribaltare questo esito, e quindi ho cercato di capire ogni singola parola, ogni singolo tassello di questa vicenda. E una parte importantissima era quello proprio della diagnosi. E allora ho cercato di capire quando è possibile fare una diagnosi di disturbo borderline, qual è l'eziopatogenesi, i casi studiati, quali sono le dinamiche che producono e conducono a quel tipo di malattia. E lì ho fatto la scoperta più importante, cioè che era impossibile diagnosticare il disturbo borderline della personalità in capo a quella giovane, riconducendolo alla psicoterapia. Il motivo molto semplice, le cause sembra semplice, comunque le cause del disturbo borderline non sono rintracciabili nei primi 3-4 anni di vita. Tutto ciò che ci accade di un certo tipo in quei primi 4 anni può provocare, non è detto, non c'è un nesso di causa inevitabile, deterministico, può provocare il disturbo borderline. Ciò che ci accade dopo non può essere messo in relazione, in nesso di causa con il disturbo borderline, può provocare altre cose. Gli stessi eventi, un evento per esempio di maltrattamento reiterato, costante, perdurante, che si verifica nei primi 3-4 anni di vita, può provocare il disturbo borderline. Ma se quell'evento si verifica a 15 anni, a 16 anni, a 17 anni, non è riscontrato in letteratura scientifica che provochi il disturbo borderline. Eppure la psicoterapia del mio assistito era iniziata quando la paziente aveva 17 anni. Chiaro. Un altro punto che sembra incredibile quando si legge il suo libro, avvocato, è che si sia così considerato il ricordo del trauma o dei traumi come la prova che la manipolazione di Foti era riuscita. Cioè, se tu ricordi, vuol dire che Foti è stato così abile da farti ricordare qualcosa che serve a incriminare i tuoi genitori, a sottrarti alla tua famiglia, a darti in pasto, diciamo, ai terribili servizi sociali con il loro lucro strepitoso. E in realtà, diciamo, il ricordo è la base di ogni terapia. Lei ricorda, per esempio, il metodo EMDR che Foti usa, è quello che hanno usato i sopravvissuti alla strage del Bataclan, alcuni di loro, no? Proprio perché devono ricordare il trauma, sennò quel trauma continua a devastare le loro vite se è rimosso, se agisse solo nel sottofondo psichico. È l'ABC, credo, non bisogna essere Freud per capirlo, no? O uno psicanalista. Se io non ricordo e non elaboro il ricordo del trauma, non guarirò mai. E qui così diventa il contrario. Se io ricordo, vuol dire che quello è riuscito a manipolarmi. Sì, dipende dal pregiudizio di chi osserva e di chi giudica. Se il mio pregiudizio è
che lo psicoterapeuta ha ingenerato falsi ricordi, allora basta trovare il ricordo per avere la prova del pregiudizio, ma è un meccanismo di ragionamento primitivo. Un altro punto molto bello per chi legge, per chi leggerà il libro, è quello in cui lei si pone il problema se far parlare o meno il suo assistito, no? Sì, sì. Cioè il dottor Foti, che alla fine parlerà. Poi Sì. lei riporta anche le dichiarazioni nel libro di Foti, sono bellissime da leggere perché ti fanno capire esattamente anche come quest'uomo concepiva il suo lavoro e come sia stato incredibile che lo abbiano dipinto come un mostro, no? Perché bastava approfondire, ma non tanto, poco, diciamo, dell'attività di questo psicoterapeuta. Naturalmente lo accenno soltanto per se lei vuole ricordare magari quel momento. Lei ha avuto dubbi sul fatto di far parlare il suo Sì, assistito, no? sempre. Perché in realtà lei dice, gli avvocati, anche quelli di una volta, i maestri dell'avvocatura, dicono sempre: se dove parlare il tuo assistito è la rovina. Guarda che nel 99% dei casi è una rovina. Continua a essere valido questo brocardo. E il nemico peggiore di un avvocato è il proprio cliente, specialmente quando è innocente, perché parla in libertà pensando che in questo modo la sua innocenza si veda in maniera ancora più chiara, mentre il colpevole è astuto, prende precauzioni, seleziona i fatti, fa dei disastri anche il colpevole, però è più attrezzato. L'innocente è anche un indifeso e quindi farlo parlare è sempre pericoloso. Anche in questo caso mi sono posto 1000 remore, 1000 problemi, 1000 ansie, però alla fine ho voluto giocare fino in fondo questa partita nel modo più spericolato possibile. E i lettori potranno leggere quello Sì. che Foti ha letto di fronte detto alla Corte d'Appello. Sì. Molto, mi è piaciuto molto, avvocato, che lei abbia ricordato in un capitolo e approfonditamente tutte le persone alle quali dice grazie. Le ha ricordate tutte, i suoi collaboratori, alcuni psichiatri, un'avvocata che difendeva la dirigente dei servizi sociali, il sostituto procuratore generale Rossi, insomma, persona molto professor gradevole. Cancrini, i professori Mariotti e Gates, insomma, lei li elenca. L'ho trovata una cosa molto bella perché non è usuale, diciamo, non è usuale anche attribuire meriti a chi ha lavorato con noi. Questo mi è sembrato molto bello. Quello che invece mi è sembrato molto brutto è ciò che succede sulla stampa e sui media dopo la sentenza. Sì. Lei incornicia questa reazione, questo atteggiamento dei media sotto un titolo del capitolo 12, Vendetta. Sì. E parla anche di quello libro. sì, parla di un libro, parla del dubbio, un romanzo scritto da Matsumoto Seisho, giapponese. Sì. Anche qui, piacere dei lettori di scoprire di che cosa si parla, però siamo in un'era egomediatica, lei trova un'ottima definizione, a mio giudizio, di questa nostra contemporaneità, nella quale occorre, come succede nel libro, assassinare l'innocenza. Lei cita per nome e per cognome, da Marco Travaglio a Italo Bocchino, e non sto a Giulia Merlo, eccetera, eccetera, testate come il Fatto Quotidiano, il Domani, ma non sto a citarle tutte. Alcuni articoli, io direi osceni, che compaiono dopo l'assoluzione, ma anche questo i lettori lo scopriranno. C'è Pablo Trincia che su X, l'autore del podcast Veleno, all'indomani della assoluzione di Claudio Foti, pubblica la foto delle 4 persone a cui lei faceva riferimento prima, di Biella, morte. Sagliano Micca, Biella, famiglia di 4 persone, si suicida per le accuse di 2 cuginetti, lo psicologo che ha sentito i bambini, Claudio Foti. Allora qui uno dice: ma non c'è più la buona fede. Come fa ad esserci la buona fede? Non c'è il rispetto delle sentenze, dei giudici, anche se poi loro ci tengono a dire che rispettano i giudici, che si fidano dei giudici, però solo quando i giudici giudicano come vorrebbero loro. Quando i giudici non fanno come dicono loro, semplicemente vengono resi fantasmi, E a sentenza ridicoli. di assoluzione pronunciata, io cito Trincia perché nome e cognome l'ha detto lui, non Ha c'è detto niente lui, di... ma Il giornalismo è un lavoro serio, chi se sì. ne frega della sentenza. Certo. Non è roba da gente io superficiale. viaggio, studio. Volete sapere davvero chi è Foti? Io ho studiato, io ho viaggiato, io ho parlato, io ho indagato, io ho raccontato tutto qui. Ecco, senza dare, diciamo, fare congetture
sulla condizione psichica di Trincia, che è una persona splendida, che io ammiro Sì, molto ma per per di molte più, cose, ma da come... quell'io che ripete in quel modo. E poi c'è un concetto che io trovo aberrante, francamente. La soluzione di Foti non cambia nulla, non ho bisogno di una sentenza per farmi un'idea. Esatto, perché lui si fa un'idea, non ha una conoscenza. Caterina Rosa era poca roba. Era un personaggio postmoderno. Avvocato, dobbiamo concludere, siamo praticamente in conclusione. Io consiglio veramente a chi ci segue di leggersi questo libro, perché non è il libro un racconto semplicemente di una vicenda giudiziaria, è molto di più, come spero che coloro che ci hanno ascoltato abbiano anche intuito, se non propriamente capito. Lei scrive un bellissimo articolo il 10 giugno del 23 su Il Riformista, che le chiede un commento Sì. all'intera vicenda giudiziaria. Anche qui lascio ai lettori il piacere di rileggere questo articolo. Lei racconta poi che alla fine anche in Cassazione c'è stato un momento thrilling, no? Sì. Perché un po' di paura c'è stata. Beh, certo. All'ultimo atto però è finito bene. Sì. Le faccio un'ultima domanda Sì. proprio per salutarci. Di tutta questa vicenda, secondo lei, che cosa rimane oggi? Che cosa ha imparato il pubblico medio, il cittadino medio? Mi può dire anche niente? No, intanto rimane un libro. No, rimane monumentale, da un lato il valore umano delle persone che sono state colpite da questa vicenda, e non sono solo gli imputati, sono anche le vittime, sono anche i minori, sono anche tutte quelle persone che sono state trascinate dentro un processo che non meritavano, né come vittime né come imputati. E rimane anche un sapere, abbiamo acquisito dei punti fermi. Diciamo che la giurisprudenza, la letteratura scientifica ha fatto un grosso progresso, non perché le cose dette da me o dette attraverso la sentenza nessuno le aveva dette mai, ma perché è stata un'occasione, pur nel dolore, nella tragedia di una vicenda processuale che ha spazzato via esistenze. Ha dato l'occasione per riaffermare quei principi, per prendere le distanze dalla diceria, dalla leggenda, per farci capire che la superstizione, la leggenda, l'inquisizione sono qui accanto a noi sempre. Io ringrazio Luca Bauccio, avvocato, autore del libro di cui abbiamo parlato, Il lupo di Bibbiano. Grazie a voi, grazie. Avete ascoltato